In caso di errore professionale dell'avvocato, a quanto ammonta il risarcimento del danno per il cliente? Di recente il Tribunale di Verona ha pronunciato una sentenza molto interessante in tema di responsabilità professionale dell'avvocato. Ci siamo già occupati di questi temi in altri video e articoli di cui vi lasciamo il link in descrizione. Nel caso di specie, il collega aveva notificato un atto di appello entro il termine errato di 60 giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, invece che nel termine corretto di 30 giorni. Per conseguenza, la sentenza di primo grado era divenuta definitiva e il cliente non aveva potuto ottenere un riesame della vicenda da parte della Corte d'Appello. Perché la decisione del Tribunale di Verona è così interessante? Perché il giudice ha sostanzialmente svolto un appello virtuale, chiedendosi se una impugnazione svolta correttamente, oltre che tempestivamente, avrebbe condotto a una riforma della sentenza di primo grado. Il giudice ha dovuto affrontare questioni complesse sia dal punto di vista processuale che sostanziale, ma alla fine ha ritenuto che un appello ben argomentato sarebbe stato accolto e ha condannato il difensore al risarcimento dell'intero danno. Il giudice non ha affermato espressamente che un buon appello sarebbe stato accolto sicuramente. Tuttavia, poiché non ha applicato alcun coefficiente di riduzione rispetto al danno stabilito dal consulente tecnico d'ufficio, implicitamente si ricava che, a suo avviso, l'impugnazione avrebbe avuto il 100% di probabilità di essere accolta, se solo fosse stata svolta nei termini. Il concetto di coefficienti di riduzione viene utilizzato in giurisprudenza in tutti quei casi in cui il giudice ritiene che il cliente danneggiato avrebbe avuto non la certezza, ma solo una probabilità di conseguire il vantaggio sperato. Pertanto, ipotizzando ad esempio un danno di 100.000 euro, se il giudice ritiene che l'attività svolta tardivamente dall'avvocato, se solo fosse stata svolta tempestivamente, avrebbe avuto una probabilità di successo del 70%, ecco che il coefficiente di riduzione sarebbe pari al 30% e il risarcimento ammonterebbe a 70.000 euro rispetto ai 100.000 richiesti. Tornando al caso di specie, il Tribunale di Verona ha condannato il difensore a risarcire integralmente il danno così come quantificato dal CTU, il che significa appunto che non è stato applicato alcun coefficiente di riduzione e dunque che un buon appello tempestivo sarebbe stato certamente accolto. L'altro aspetto interessante di questo specifico caso è costituito dal fatto che si disponeva dell'atto di appello notificato in ritardo dal precedente difensore, il quale dunque non ha potuto convincere il giudice, sebbene ci abbia provato, che si trattava di un caso disperato, senza alcuna probabilità di successo. Peraltro, in tal caso, il precedente difensore avrebbe dovuto provare in giudizio di aver al tempo rappresentato al cliente che l'impugnazione sarebbe stata senz'altro respinta e di avergli anche suggerito di soprassedere, il che ovviamente non è avvenuto, avendo il collega predisposto e notificato l'atto di appello, sia pure in ritardo. Iscrivetevi al nostro canale. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.